E siamo in chiusura di questo secondo appuntamento annuale con Panorama Sardo e chiudiamo il nostro lavoro negli uffici della CNA perché risaliamo nel tempo ai report della Confederazione Nazionale Artigiani. Comunicato stampa del 15 settembre 2021, proposta della CNA per la riqualificazione dei borghi dell'entroterra dell'isola. Comunicato stampa del 22 settembre del 2021, gli effetti dello spopolamento della Sardegna. 30 settembre, uno sviluppo sostenibile dei borghi sardi, criticità e opportunità da cogliere. Suggerimenti che, devo dire, sono stati accolti dalle disposizioni che riguardano la legge di stabilità. E penso che da parte vostra ci sia soddisfazione in una situazione in cui voi ipotizzate uno spopolamento della Sardegna che al 2050 potrebbe superare il 30%. Sì, siamo di fronte a uno scenario, come dire, complesso, preoccupante. I dati che lei richiamava nei nostri report prefigurano una prospettiva da un punto di vista dei fenomeni come lo spopolamento, la desertificazione produttiva, un declino, diciamo, demografico che ovviamente riguarda tutta la Sardegna, con un'accentuazione molto più forte delle aree interne, ed è uno degli elementi di criticità più grandi che ovviamente la politica, la classe dirigente sarda si trova ad affrontare, perché è impensabile pensare di rilanciare lo sviluppo economico e avviare un processo di modernizzazione se ovviamente non si superano le diseguaglianze territoriali e non si riesce anche a mitigare la forza e la criticità di fenomeni così forti che poi producono una condizione di degrado e di impoverimento che necessariamente dobbiamo riuscire a superare. La legge di stabilità regionale, che andrà all'esame del Consiglio regionale in queste ore, in queste settimane, prova ad affrontare il tema dello spopolamento, della denatalità. Ricordiamolo, la Sardegna ha un livello davvero tra i più alti, è la regione con il tasso di denatalità più alto, 0,95 per donna. L'età del parto, per quanto riguarda l'anzianità della madre, siamo la seconda regione, la penultima, appena dopo la Basilicata, 32, quasi 33 anni. E quindi c'è un processo, diciamo, inarrestabile. La legge di stabilità prova a mitigare questa condizione di criticità con tutta una serie di interventi e di supporti anche in forza della natalità. Sono importanti, ma noi poi diciamo delle cose in aggiunta che ovviamente sono anche il risultato delle considerazioni che lei faceva con le ricerche che abbiamo svolto in questi anni. Ecco, e a proposito di ricerche, veniamo ai numeri. Nel 1961 la popolazione localizzata nell'entroterra della Sardegna era pari al 47% del totale regionale. Nel 2020 è scesa al 33% e potrebbe scendere al 29,7% entro il 2050. Quindi avremo una Sardegna costiera che avrà sempre più abitanti e un interno della Sardegna svuotato. Abbiamo quell'effetto da ciambella, da una sorta di addensamento che ovviamente riguarda poi il sistema delle imprese, riguarda la socialità, riguarda gli abitanti, e a Sardegna è una sorta di guscio vuoto con l'interno che tende via via a spopolarsi. E questo è anche il frutto ovviamente delle politiche degli ultimi 30 anni. Lo segnaliamo nelle nostre ricerche, le aree dell'interno, gli investimenti che vengono fatti negli aree dell'interno hanno una dimensione che tende sempre di più a diminuire. Il 73% delle imprese sarde sono localizzate nella fascia costiera. Dal 60 ad oggi questo processo ha visto mancare in termini di abitanti 137.000 abitanti alle aree interne, per contro 303.000 è stata la crescita della popolazione nelle aree sulle coste, e ancora
c'è una quota molto forte perché di un esodo e quindi un fenomeno molto forte che riguarda ovviamente lo spopolamento delle zone interne, oltre, se noi teniamo conto dal 2012 al 2019 le zone interne hanno perso 60.000 abitanti, 20.000 di questi si sono trasferiti sulla fascia costiera. Quindi siamo di fronte a un fenomeno che pare davvero inarrestabile, su cui ovviamente la politica, le istituzioni devono fare la loro parte. Nel particolare, per quel che riguarda il vostro settore, quello artigiano, c'è da segnalare che sono state perse in soli 10 anni 7.330 attività, Sì, con una flessione che quasi rasenta il 18%. questo è uno peraltro dei fenomeni, e anche qui questa condizione di desertificazione produttiva riguarda in maniera davvero molto forte le aree dell'interno. E a proposito della legge di stabilità noi diciamo che questi interventi sono importanti perché denotano un segno di attenzione, però occorre poi, insieme ai supporti, agli incentivi, ricordiamolo, è previsto un assegno alla natalità, 600 euro per ogni bambino per un periodo temporale di 5 anni, ci sono forme di supporto per quanto riguarda l'insediamento di nuove imprese, la ristrutturazione anche del patrimonio edilizio. Quindi, patrimonio edilizio, mi scusi se la interrompo, dal vostro report emerge che sono migliaia le abitazioni non utilizzate nel centro della Sardegna. Noi abbiamo circa 47.000 abitazioni, l'indagine che noi abbiamo fatto, 47.000 abitazioni che riguardano ovviamente i borghi isolani. A questo proposito anche nella legge di stabilità facciamo ovviamente delle proposte, noi abbiamo censito i borghi della Sardegna. Mi scusi Porco, quando parliamo di borghi, qual è l'entità sulla quale andiamo a riflettere? Ma noi abbiamo fatto, come dire, abbiamo classificato i borghi sulla base di una serie, diciamo, di elementi che tengono conto ovviamente di una menù di indicatori che sono quelli che vengono presi a riferimento a livello nazionale. Abbiamo censito questi 165 borghi sardi, li abbiamo classificati peraltro anche in ordine ai livelli di attrattività, ai tratti distintivi e quindi tutti questi elementi che possono essere utilizzati per promuovere un piano, diciamo, una strategia di sviluppo che tenga conto appunto di questi elementi che possono essere valorizzati. Ecco, voi parlate di turismo lento, che cosa si vuole intendere? Ma si intende una modalità diversa che punti non solo al turismo delle zone costiere, al turismo del sole, del massificato, ma fortunatamente vengono avanti anche nuove tendenze, cioè, che sono quelle legate a un turismo esperienziale, del turista che intende vivere i luoghi e quindi vivere la realtà, i luoghi, le tradizioni, i tratti distintivi, la cucina locale e da questo punto di vista si tratta di costruire una strategia che provi anche da un punto di vista turistico ad aggiungere una nuova forma che ovviamente non è sostitutiva ma integrativa del turismo balneare che va piuttosto bene e questa forma può essere ovviamente abbinata e aggiunta a un modello di sviluppo che noi dobbiamo costruire. Coinvolgere tutta quella fascia di vacanzieri che fanno ecoturismo, trekking, cicloturismo? Tutte queste forme di turismo, archeologico, sportivo, enogastronomico, possono ovviamente unirsi, ma c'è bisogno di costruire un corollario e una politica di programmazione e di sviluppo che rianimi queste zone dell'interno. E i borghi noi li abbiamo classificati sulla base di alcuni di questi indicatori che sono poi attrattori di possibilità nuove, quindi tratti distintivi. Quali sono le opportunità da un punto di vista della valorizzazione del patrimonio edilizio, le presenze e quindi siti di tipo archeologico, i tratti, i beni, diciamo, le presenze di beni ad esempio culturali che possono essere resi
fruibili. Quindi si tratta ovviamente, e per questa ragione noi facciamo una proposta, diciamo alla Regione Sardegna, impegniamo 10 milioni di euro, individuiamo 2 borghi o 2 aree territoriali e costruiamo un modello, una sorta di prototipo che possa essere poi ovviamente utilizzato per delineare una strategia di sviluppo sulle zone dell'interno, perché si tratta ovviamente di rimettere in moto l'economia locale. Non possiamo farlo solo ed esclusivamente in alcune con gli incentivi, ma serve ovviamente mettere in moto l'economia, creare nuove opportunità, fare in modo ovviamente che i giovani trovino opportunità di lavoro, e questo significa anche creare gli elementi di servizio che sono necessari per ovviamente fare in modo che queste comunità tornino a fiorire. Andiamo in conclusione della nostra chiacchierata a verificare il vostro ultimo report, quello di fine anno, dove tradizionalmente fate i conti della situazione dell'isola. Allora, partiamo dal 2020, si è chiuso con un pesantissimo meno 9,6%, il peggior dato nazionale in assoluto, anche peggiore di quello del Mezzogiorno. Nel 2021 si stima, ormai è certo, una crescita del più 4%, che è più bassa di quella nazionale che supera il 6%. Sì, il dato è buono nel 2021, anche se ovviamente non arriva al dato nazionale, le ultime stime ci dicono intorno al 6,3%. Andiamo male se teniamo conto del biennio, perché il biennio 2020-2021 abbiamo come dire, una decrescita della ricchezza prodotta che ci colloca agli ultimi posti tra le regioni italiane. Il dato va guardato, come dire, in positivo, perché più 4% nel 2021 significa che il 2022, se noi ovviamente riusciamo a utilizzare bene le risorse che arriveranno, che sono disponibili, abbiamo la possibilità di consolidare ed incrementare questa crescita e ovviamente di provare a rilanciare il sistema economico come noi tutti auspichiamo. Un altro particolare che voi evidenziate è quello della difficoltà nel credito e nell'autofinanziamento delle imprese. Questo è uno degli elementi di criticità, abbiamo livelli di sofferenza tra i più alti d'Italia e questo fatto inevitabilmente si scarica sui tassi di interesse. Anche qui il tasso di interesse praticato alle PMI in Sardegna è intorno al 9%, che è uno dei più alti d'Italia, e questo è uno dei fattori che più pesano nel creare delle condizioni di penalizzazione al consolidamento della ripresa economica. Insieme a questo li andiamo ovviamente a indicare, dobbiamo lavorare sugli altri elementi di criticità e quindi costruire, qualificare il tessuto produttivo, riposizionarlo in termini competitivi e costruire condizioni per fare in modo che l'export, come diciamo, che peraltro pesa molto poco nelle dinamiche di costruzione della ricchezza isolana, è troppo preponderante la parte che riguarda il petrolifero e ovviamente la parte manifatturiera anche dell'agroalimentare ha buone prospettive di crescita e su queste bisogna lavorare se noi ovviamente vogliamo avere in termini di prospettiva trend di crescita che sono quelli che comunque l'economia isolana può raggiungere. Stanno per partire i titoli di coda, un'ultima valutazione sulla quale andiamo a riflettere è quella del mercato del lavoro regionale. Elevatissimo è il numero dei precari che rappresentano il 18,5% e poi c'è un 18,8% che riguarda la disoccupazione giovanile con classi di età da 24 a 34 anni. Questo è appunto uno degli elementi di difficoltà sulle quali ovviamente bisogna operare. Lo si può fare se si rilancia il sistema economico, perché gli elementi di criticità strutturale del mercato del lavoro sono legati alle condizioni di debolezza che abbiamo vissuto in questi anni e quindi occorre operare con politiche attive, rimettere in moto gli investimenti, delineare quei programmi che sono molto importanti utilizzando bene le risorse del PNRR e anche quelle combinate che si aggiungono del settennio 2021-2027. Una sfida
complicata e difficile, ma che può ovviamente essere portata a compimento se tutte le componenti della società isolana ovviamente collaborano e operano in una condizione di determinazione e di efficacia nel portare avanti queste politiche. Grazie davvero Francesco Porcu, segretario regionale della Confederazione Nazionale Artigiani. Noi ci risentiamo la prossima settimana. Grazie a voi.